La Regione Siciliana si presenterà alla prossima edizione della BIT 2023, reduce da una stagione che ha registrato importanti risultati in termini di arrivi turistici nazionali e internazionali. La Sicilia torna quindi negli spazi di Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio con uno stand di grande impatto visivo ed emotivo, progettato dal personale interno dell'assessorato regionale al turismo di ben 1015 metri quadrati ed è caratterizzato da grandi LED wall e superfici a specchio. Un ampio marketplace è messo a disposizione dei visitatori per partecipare ad appuntamenti, incontri ed eventi che daranno risalto alle attrattive di un territorio in costante evoluzione, ricco di stimoli, prodotti e meraviglie naturalistiche che da anni ne delineano il successo. Saranno 64 le postazioni di lavoro a disposizione con 16 tour operator, 10 agenzie di viaggio, 22 strutture ricettive, 2 aziende di trasporto, 4 DMO, tra cui la Costa del Mito di Agrigento e 4 aeroporti siciliani. Le strategie di promozione turistica siciliana, sottolinea il presidente Schifani, sono in via di definizione, ma una cosa è certa: al centro delle azioni ci sarà speciale rilievo per l'immenso patrimonio storico e culturale del territorio. La nostra terra, continua Schifani, intrisa da millenni di storia, oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di creativi, siano esse legati alla moda, al cinema, al teatro, alla letteratura. L'inaugurazione dello stand della Regione è prevista per domenica 12 febbraio alle 11. Il Presidente della Regione Renato Schifani e l'assessore al turismo Elvira Amata saranno impegnati lunedì 13 febbraio alle ore 12 allo stand della Regione nella tradizionale conferenza stampa, nel corso della quale verranno ufficialmente illustrati gli ottimi risultati raggiunti nel 2022 nel settore turistico, ma anche i nuovi obiettivi che la Regione si pone, volti a incentivare la destagionalizzazione e motivare l'attenzione da parte di nuovi target alla ricerca di stimoli alternativi al solo mare.